Benvenuti signori a questo salotto televisivo. Questa è un'intervista che farò per una grande iniziativa, per un grande spettacolo che si farà prossimamente. Voglio introdurre, voglio presentare subito l'ospite di stasera, Roberto Giovinco. Ciao. Ciao. Buonasera. Buonasera, ciao. Come stai? Bene, tu? Bene. Accomodiamo. Sì. Noi già ci vedemmo, Certo, già in passato. Abbiamo i precedenti. Per altre situazioni. Aspetta, mi metto più comodo. Per altre situazioni. Stasera tu ci vuoi parlare, di una cosa che vuoi introdurre anche. In realtà è uno spettacolo teatrale. Eccolo. Ah sì, ecco qua. Il titolo penso dica tutto. Sì, il titolo è Senza sordi non giocare in messa. Ecco. Diciamo che vogliamo introdurre anche l'ospite. Certo. Con me in questa lunga battaglia ci saranno altri 10 personaggi e qui ho il piacere di presentarvi stasera con noi Aldo Vacca. Buonasera. Ciao Aldo. Ciao. Ciao Aldo. Buonasera. Vieni, accomodati. Ci stringiamo un po'. Sì, respiriamo. Guarda, Aldo ci ha portato pure qualcosa di soldi, guarda, perché senza soldi. Senza soldi non si mandano messi. Quindi aspetta, siamo proprio su Senza di questo non andiamo da nessuna non si parte. va da nessuna parte. Senti, no, vogliamo parlare di questo spettacolo. Dimmi un po' che tipo di spettacolo è e in che ambientazione si svolge. Ma introdurrei dicendo subito che è una commedia scritta da Liliana Lunaio con la regia del maestro Marco Corpo che ci conduce, ecco, ogni volta in scenografie sempre diverse, sempre colorate. Questa volta sarà una commedia napoletana dei primi anni del dopoguerra, per cui dove ecco c'è la povertà, dove senza soldi veramente non si poteva fare niente, e ci sarà sicuramente tanto da divertirsi e tanto anche da riflettere su certe cose. Sì, perché stiamo parlando della povertà e quindi Diciamo il napoletano riesce sempre a prendere, è vero Aldo, sempre le cose con una certa filosofia. Con filosofia, con sorriso, e anche se capitano momenti brutti comunque ci sta sempre una scappatoia, che il napoletano è classico, l'arte di arrangiarsi. Bravo, riesce sempre affinché vada sempre tutto bene, quindi. Sì, voglio sapere un po' da te, il titolo già l'abbiamo detto che senza soldi non si cantano messe. Sì, già dice tutto. Dove si farà e il giorno che. Allora, il giorno del nostro debutto è il 19 febbraio al Teatro Binario 2 a Via Morgan al Vomero. E ci aspettiamo chiaramente molto pubblico, in quanto comunque la commedia è molto innanzitutto invitiamo la gente. Ovviamente chi ci sta guardando, se vogliono venire a vedere lo spettacolo, noi saremo molto contenti, perché chiaramente più pubblico ci sarà, maggiore sarà il successo che riscuoteremo. Ma gioca anche in cassa. Ma diciamo che tu lo sai meglio di me, il teatro è comunque un'arte che resta povera, non ha una grande, ho fatto una battuta di sarcasmo. Rispetto a tante altre manifestazioni, diciamo, dove veramente girano dei soldi che sono, questa qui diciamo, più la nostra soddisfazione è un sostento alle spese che si affrontano. Voglio sapere da te che tipo di personaggi ci saranno in questo spettacolo. E questa è una bella domanda, considera che io ne faccio 2 di personaggi.
No, che tipo in generale. Poi dopo andiamo. Nello specifico non ci possiamo entrare. Non ci provare. Se sei così curioso, se sei curioso vieni a vedere la commedia. No, diciamo nel generale. Ma nel generale, diciamo, l'ambientazione, ecco, si svolgerà tutto in una casa di una famiglia povera. In questa casa, diciamo, ci saranno tutta una serie di avvenimenti, ecco, anche l'arrivo di Aldo a un certo punto che sconvolgerà un po' le cose, l'arrivo mio altrettanto che sconvolgerà altre cose, quindi ci sarà comunque un tira e molla continuo fino alla fine che girerà attorno a questo fatto che sta famiglia non c'ha manco niente. Questo non va bene. Volevo sapere invece a date che ricordo, lui già prima me ne accennava un po', che di questo spettacolo fa parte di una grandissima rassegna teatrale. Me ne vuoi parlare un poco? Sì, praticamente la compagnia del proscenio di cui noi facciamo parte con grande soddisfazione ha in serbo una serie di spettacoli per il pubblico che trattano appunto di argomenti che fanno riflettere sia leggeri ma sia nello stesso tempo con una morale, diciamo, dietro, che vogliono lo spettatore sia riflettere sia divertire, appunto, soprattutto divertire, perché questa è una grande soddisfazione da parte dell'attore, poter vedere il pubblico che partecipa con noi, che si ricorda le battute, e quindi questa è la soddisfazione massima per ogni, insomma, attore e interprete. Senti, da te voglio sapere un'altra cosa. Di solito in ogni spettacolo che si fa accade sempre qualcosa di bello oppure di brutto che sia. E così anche per questo spettacolo? Sì, in realtà però, ecco, essendo comunque, noi lo leggiamo, vedi, commedia comica, ti lascia già riflettere e pensare, diciamo, a dire vabbè, vado là per divertirmi, quindi troverai la parte drammatica ma sempre molto molto leggera, perché rifletteremo, ecco, questa povertà, però ci saranno, diciamo, dei colpi di scena che poi la cancelleranno, la renderanno, diciamo, un momento provvisorio, e quindi tutto poi, diciamo, sarà arricchito da sketch, da momenti, diciamo, di tensione, di palpitazione, molto molto ricordiamo ancora che lo spettacolo è scritto da Liliana. Certo. Dunque, la penna in questo caso è di Liliana Lunaio, con la regia di Marco Corpo. È uno spettacolo prodotto dalla Maral di distribuzione, per cui un ringraziamento vanno ai produttori e sicuramente al direttore organizzativo Pasquale Pignarusa. Dietro c'è tutta una struttura, una serie di sponsor che ci sostengono, e noi ringraziamo per questo. Ringraziamo anche gli sponsor che certo. stanno facendo tanto per... Il primo l'abbiamo visto, guarda, se viene inquadrata il manifesto, c'è proprio lo sponsor, il primo è stato proprio attaccato vicino. Quindi è lui proprio, diciamo, è che ha messo proprio lo sponsor principale i soldi principali. È una cosa, diciamo, normale, giusto che vada ringraziato. Senti, no, volevo sapere un'altra cosa. Tu prima ci parlavi che farai due personaggi, giusto? Certo. Se ne vuoi parlare un poco? Vorrei tanto, sai. No, giusto così per sapere. Ma guarda, mi vedi, non puoi immaginare io la voglia che ho di raccontarti i miei personaggi. Ma non posso, caro. Aspetterò te come aspetterò tutti quanti voi al teatro con Aldo, e con Marco Corpo, con Liliana Lunaio, con tutti gli altri attori, Raffaele Cargiulio, ma un Mariano pizzico Trullo. nemmeno... Assolutamente, sarò una persona, sarò due personaggi totalmente diversi, questo lo posso dire. Questo non si può... Sarò una persona divertente e una persona antipatica. Antipatica, cattiva, Ma non fare troppi giro curiosi. Senti, no, volevo sapere un'altra cosa. Io, così, leggendo le tue cose sulla tua pagina Facebook,
ho visto che tu scrivi ad un'amica queste parole qua. Quando sei sul palco devi essere ciò che serve e l'attore è bravo proprio perché riesce ad essere ciò che non è. No, vuol dire cosa vuole dire questa parole? Sì, ma stacco da lei. Il telefono. Allora, in realtà il teatro ti insegna molto. Per fare teatro devi avere, purtroppo è brutto a dirlo, ma devi riuscire ad avere una doppia personalità. L'attore è proprio questo. Se stacchi sta suoneria è meglio, se no metti a ballare. Aspetta, vai. In realtà che succede? Che tu devi entrare sul palco e devi raccontare qualcosa alle persone. Per trasmettere qualcosa alle persone tu devi essere quello che serve in quel momento. Nel senso, ecco, mettiamo il caso di Aldo, farà un ruolo che è totalmente diverso da quello che è la sua persona, però lui si deve convincere ed immedesimare in quel personaggio al punto da renderlo credibile. Cioè ognuno di noi, facendo questo lavoro, sa che deve essere credibile. Per essere credibile devi avere la possibilità di sdoppiare la tua persona, cioè essere quello che non sei in quel momento, perché è quello che serve in quel momento. Ok. Senti, no, Le mie amiche fanno troppe domande. no, vogliamo parlare anche del costo del biglietto? Il costo del biglietto sarà sui 12 euro, Poco. quindi diciamo che se lo possono permettere parecchie persone, quindi fondamentalmente il prezzo è molto contenuto. È adatto quindi lo diciamo, adatto anche a le famiglie. famiglie, sì. Esattamente, quindi 2 ore di divertimento assicurato a prezzo contenuto, così. È proprio la politica, insomma, del proscenio, del teatro. Questo qua invece è il prezzo che noi Questo è il prezzo se ne fai all'insalata. Allora dello spettacolo, ricordiamo un attimo questo fatto. Allora, lo spettacolo si tiene il giorno 19 febbraio e di domenica alle 18. Il teatro è il Teatro Salvo d'Acquisto, Associazione Binario 2, che si trova a via Morgan al Vomero, e quindi non ci resta che salutarvi. esatto, ci ha trovato, soprattutto venite a vedere questo spettacolo che è divertente, ok? Potete rivolgerci a noi, oppure c'è questo numero infoline 334 2384 271. Ok? Vi aspettiamo. Ciao ragazzi. Alla prossima. Ciao, arrivederci. ciao.